Salve, tifosi partenopei, siamo tornati con altre notizie esclusive per voi. Come sempre, ci impegniamo a tenervi aggiornati su tutto ciò che accade nel mondo del calcio, soprattutto per quanto riguarda il nostro amato club. Prima di iniziare, non dimenticate di mettere mi piace a questo video e di iscrivervi al canale per ricevere tutti gli aggiornamenti in prima persona. Andiamo! Il Napoli è determinato a continuare a migliorare, cercando l'eccellenza in tutti i settori per portare buoni risultati ai suoi tifosi, e oggi vi portiamo una notizia che sicuramente scuoterà il mondo del calcio. L'interesse del Napoli per il talentuoso attaccante Kevin Dankey, del Cercle Brugge in Belgio, è stato evidenziato dal noto giornalista di mercato Giovanni Scotto. Dankey ha attirato l'attenzione di diversi club europei con le sue impressionanti prestazioni, segnando 25 gol in 33 presenze. L'attaccante, alto 1,81 metri, si è distinto per la potenza fisica e le capacità tecniche, qualità che lo rendono un giocatore versatile e completo. Scotto sottolinea che il Napoli non è solo in questa disputa, visto che anche il Milan ha mostrato interesse per il giocatore. Jeffrey Moncada, responsabile dello scouting del Milan, ha già raccomandato ulteriori indagini su Dankey, dimostrando che l'attaccante è nel mirino dei top club italiani. Tuttavia, il Napoli sembra determinato ad assicurarsi la firma di Dankey, con il direttore sportivo Giovanni Mann e il presidente De Laurentiis che stanno lavorando a un'offerta che potrebbe rivelarsi irresistibile per il Cercle Brugge. La concorrenza è forte, ma il Napoli è disposto a fare il possibile per rafforzare la propria rosa. La squadra è pronta e continua a cercare grandi talenti. E ora, cari tifosi, vorremmo sapere la vostra opinione sul possibile ingaggio di Kevin Dankey. Pensate che sarebbe un buon acquisto per la nostra squadra? Lasciate i vostri commenti qui sotto. E non dimenticate di mettere mi piace e di iscrivervi al canale per ricevere altri aggiornamenti esclusivi dal Napoli. Alla prossima! Forza Napoli, sempre!